Rita Cordella, presidente della Fondazione Faustino Onnis, finalmente dopo anni di lavoro nasce il premio dedicato a questo grande poeta in lingua sarda e finalmente gli sforzi sono stati premiati. Sì, devo dire che oggi è stata una bella giornata, una grande soddisfazione. Abbiamo realizzato, oggi c'è stata la cerimonia di premiazione per la prima edizione del premio d'arte Faustino Onnis. È stata una giornata di grande qualità, c'è stata una grandissima partecipazione di poeti a dimostrazione che la lingua sarda è viva e che c'è tanta voglia di confrontarsi e di partecipare. Luciana Onnis è presidente del premio dedicato a suo padre Faustino Onnis. Finalmente questo premio vede la luce, è un motivo di grande soddisfazione per voi parenti, per voi figli di questo grande uomo che ha dato tanto alla lingua sarda. Assolutamente sì, è un'emozione grandissima perché oltre all'emozione di organizzare comunque una manifestazione così complessa c'è anche l'emozione di essere figlia di Faustino e quindi un'emozione in particolare. Siamo felicissimi di questo risultato ottenuto perché il premio era uno degli obiettivi più importanti del nostro oggetto sociale come fondazione. Avevamo la convinzione che il premio potesse essere un abbraccio ideale a tutta la Sardegna e così è stato. Una risposta piena a quella che ha dato la Sardegna, che hanno dato i poeti, sono arrivate tantissime opere, 103 opere hanno aderito a questo richiamo, ne abbiamo premiato 22, hanno partecipato poeti che hanno scritto in tabarchino e quindi in una parlata minoritaria, anche ancora di più di altre, così come ha partecipato la zona del Nuorese, del Gallurese, Castelsardo, quindi siamo veramente soddisfatti di questo e quindi diciamo che la sua memoria, ma anche quello per il quale lui si è battuto tanto, cioè quello di valorizzare ogni parlata, ogni variante, ovviamente anche il campidanese a cui era dedicata una sezione intera, è stata appunto, questa promessa è stata mantenuta. Gavino Maiello, il presidente della giuria Faustino Onnis, finalmente dopo tanti sforzi questo premio ha visto la luce, era un omaggio doveroso a un grande uomo e un grande poeta. Sì, un grande uomo e un grande poeta che ha lasciato il segno nella storia della nostra cultura, nella storia della poesia sarda campidanese in particolare, ma di tutta la poesia sarda. Poeta intellettuale che ha speso una vita in questi argomenti e il minimo che potevamo fare era proprio ricordarlo in questo modo, con la fondazione che ha avuto una gestazione lunga, come tutte le fondazioni, come tutte le iniziative di questo tipo, perché la cultura, come dire, non dà da mangiare, quindi ci sono sempre delle riserve. Però proprio da Faustino abbiamo imparato che non bisogna mai arrendersi, non bisogna mai fermarsi, che bisogna avere il coraggio delle proprie idee, dei propri pensieri e quindi continuare su quella strada, soprattutto per chi come me ha condiviso con lui direi decenni di cultura, è uno dei miei padri culturali insieme ad Aquilino Cannas, a Lorenzo Ilieschi, a Mario Licheri, quando eravamo quelli di Sischiglia e quasi ci prendevano in giro perché avevamo la fissazione, secondo loro, di scrivere in sardo. Professor Maurizio Virdis della Università di Cagliari, componente della giuria del premio Faustino Onnis, un premio alla prima edizione ma che sembra avviato verso un percorso fortunato. Certamente sì. Ricorda la bella e grande figura per la poesia sarda del poeta Faustino Onnis e mi pare che tutti i partecipanti abbiano dato onore alla sua figura. Ho visto una qualità media veramente buona, sia i premiati sia tutti quanti i partecipanti, e veramente fa ben sperare non solo per i cultori della poesia in genere ma anche per la lingua sarda. La speranza è che questo patrimonio poi diventi
patrimonio comune, conoscenza diffusa e condivisa. Però c'è un dato, intanto mi sembra anche dal nostro lavoro, con il contatto quotidiano con le associazioni, il pubblico, che ci sia un'attenzione maggiore rispetto alla lingua e forse non c'è più quel pregiudizio che c'era qualche anno fa. Sicuramente sì, quanto ai contrasti di cui lei accennava mi viene da fare una battuta, non saremmo sardi se no. Ma comunque finché c'è dibattito vuol dire che siamo vivi e quindi tutto sommato è una cosa positiva, poi ci si metterà d'accordo in un modo o nell'altro. Quanto a quello che lei diceva, la cosa principale sì, è vero, si deve registrare un fenomeno che ha due risvolti, uno positivo assolutamente, l'altro forse un po' meno. Il positivo è, come lei diceva, è vero, la vergogna è passata di parlare in sardo, c'è attenzione nel mondo della cultura e non soltanto isolano ma anche fuori dall'isola, forse i tempi sono maturi perché le lingue minoritarie dovunque si trovino in Europa abbiano il loro spazio, la loro importanza, ci sono segnali positivi. Il negativo è che è sempre meno la gente che la parla purtroppo, quindi io spero che si congiunga diciamo così, un'iniziativa politica, mi pare almeno ben disposta, almeno ben avviata, con un recupero, vorrei dire interiore, ma un recupero anche sociale della nostra lingua e che si vinca la dimenticanza. È buono appunto che che non ci sia più questo senso della vergogna e che questo possa fare da volano un recupero. Roberto Arelli, assessore alla cultura del comune di Selargius, qui per ricordare un grande poeta, Faustino Onnis. In suo nome è nata una fondazione patrocinata dal comune di Selargius e in suo nome si avvia un progetto per la riscoperta della lingua e la valorizzazione soprattutto di un idioma isolano che è il primo segnale dell'identità della nostra terra. Sì, assolutamente, come ho sottolineato anche durante la premiazione, questo è un piccolo, diciamo, tassello, pur che si inserisce in un disegno grande però, cioè quello di appunto rafforzare e tutelare le peculiarità e le particolarità della Sardegna e della cultura sarda in particolare, nel rispetto però delle loro differenze. Faustino Onnis ha cantato Selargius, lo ha fatto appunto con i suoi versi in sardo. Questa è la dimostrazione che tenendo le radici ben salde si può aspirare a un futuro migliore. Assolutamente, ripeto, tenere le radici, conservarle, proteggerle e soprattutto investire grazie con queste radici e con la nostra singolarità, diciamo, di essere anche per il fatto anche che siamo isolani, investire però fuori anche, cioè non rimanere chiusi all'interno della nostra isola. Noi dobbiamo portare tutto ciò che è Sardegna fuori dalla Sardegna stessa, dialogare col mondo tramite proprio quelle peculiarità che fanno della Sardegna un'isola unica. Maurizio Virdis, su presidente della giuria del premio Faustino Onnis, occannu estis a seconda edizione e occannu puru vunt ribadas a poesia de Galidadi. De sicuro, tutta la poesia di Galidadi, sia scusa che antibintu e finza scusa che non antibintu, e fai pregeri a biri che c'è meda poetasa che sigenti in questo traballo della lingua, da Forrogaia, da Vaidorei a Pillu e a inditai una ia, può seguire a fare vivi questa lingua, questa poesia è uno dei sviati. De prosi importo, poi una lingua viva non basta, uscire bene, no? Ma è una via importante in meda per questo. In anno su legge su vostra lingua, esprimere de poesia funti stetti su logo anias est amparata, un'azienda manna della tradizione nostra. Attento questo merito o esige da essere su logo anias la lingua potete piegare ancora per valori? Io penso che ella, ma come hanno stetti, in tempo malo su questa lingua, s'amparo, forse l'ultimo amparo, poi per fortuna teniamo altri mezzi, altre maniere, poi questa lingua si sprunda e si andi di dainanti.
ma se si perde questa poesia, si perde in meta. Si perde in meta e su traballo in questa lingua, e questo è Deo siamo ammanzioso della poesia che sia lingua, a cominciare dalla nostra, della sarda, della italiana e di tutte le lingue. Giuseppe Tirotto, vincitore la scorsa edizione, vincitore quest'anno, un abitué del premio Faustino Onnis e questa volta con la poesia Li Passioni. È un grande onore per un poeta come te vincere un premio dedicato a un altro grande poeta. Faustino era un poeta moderno, molto moderno, e la Fondazione oggi ha dato un indirizzo, cercare di rivitalizzare anche i premi di poesia, magari affrontando temi d'attualità, temi che coinvolgono tutta la società rispetto invece ai temi tradizionali come l'amore, l'ambiente, le tradizioni. Cosa ne pensi? Beh, credo che questo di utilizzare temi sempre gli stessi, tra virgolette, sia un po' nelle corde dei poeti sardi, ecco. Ci manca forse quel respiro europeo, ecco, della poesia un po' più coraggiosa che parli dell'attualità, della contingenza, dei problemi meno esistenziali, magari più aperti, ecco. Questo sì, certo, è giusto che un premio in Sardegna si caratterizzi anche su questo versante. Credo che sia anche una buona polo attrattivo per quei poeti che magari hanno difficoltà magari a presentare i loro elaborati alle giurie tradizionali. Sai qual è il fatto? Che molto spesso i poeti sardi sono troppo rivendicativi, ma quella rivendicazione è sempre molto piagnucolosa, manca il coraggio, ecco, delle grandi scelte, del proporsi e manifestare un proprio pensiero in modo così compiuto. Gonario Cartabrocca, vincitore della sua sezione prosa e secondo premio di poesia, ho pure un altro premio che narrare che la poesia di Gonario Brocca di quella poesia che vale me. Ma non dico sia, io scrivo a m'aggrada. Se poi cominciai a scrivere da quando qui in Germania emigravo che io in Tannos e dai Tannos alla mi primare scrivo poesia e scrivo prosa, non è tanto m'aggrada da cambiare. Questa fondazione ha mandato un'imposta, di essere una cosa a trattare temi differenti dai quelli tradizionali. Gonario Brocca che te ne pensi? Ma io sono d'accordo. Adesso scontro mio, per esempio, ha scritto conto di astronaves, di altro mondo, di cose che non hanno nulla di questa tradizione, quindi sono d'accordo. Nulla è narrare in più così. Ocannu Gonario Cartabrocca ha vinto in questa sezione prosa con un conto provizzinoso. Questa è stessa maniera di tornare aliento, una ramosembida a Susardo in questa scuola. Sì. Penso proprio che ho fatto un montone di laboratori di poesia in questa scuola e isco che spizzinoso non hanno nessun problema a legare il sardo e a scrivere il sardo. Il problema che sono me sono il sormanno, il babbo e la mamma. Il spizzinoso, ho visto che lì si aggrada addirittura a scrivere il sardo, a legare il sardo, fa che poesia a fare conto. Non sono un problema il spizzinoso. Guglielmo Piras è il vincitore della sezione di teatro con l'opera Animas. Guglielmo Cannupuro dall'EA un premio d'importo, a questa tradizione del suo premio Faustino, è un onore in mano all'EA un premio integrato un poeta a mano come Faustino. Certo, ma Deo non posso mai mancare un premio quando c'è come ti figura di importo in mano Faustino. Per me è stata una fonte di ispirazione. E abbiamo tentato pure di riporre tra le anime. Questo lavoro è una cosa che nasce per creare un meta in settori di scultura differenti. D'altronde in questa premessa, in suo dialogo che ci fu tra questo prete Beccio e Sanetta, ha proprio capello una paristoria barbaricina. Questo per me può espressare quanto tengo stima per tutte le sculture differenti.
Quindi questa è stata la partenza. E poi c'è stato l'aspetto che in mezzo di questo personaggio non fu inventato. Se fisino sul domatore di guarda, dopo conosciuto personalmente, che a Samuleri, quando a Melazzate, da Ranara, Luigina, dopo domavata di Eguasa. E quindi queste anime per me rappresentano. E poi c'è l'altro fatto importante che è la lingua, che questa lingua, questo lo dico, ha un potere, una capacità evocatrice straordinaria, cioè perché ha avuto pochi attento a Sotti e sa fortuna di imparare su sardo, per spisare da sua mamma, ogni vuodo, a parte di ogni vuodo c'è una storia. E dunque questa commedia vuole rappresentare il potere della lingua e il potere di Dio puro. La seconda edizione del Premio dei Artis entrega a Faustino Onnis e la fondazione ha di mandare un'imposta. Su premio deve donare bruscroba questioni di attualità e poetas si depinti a costiai ai gusti su argomento no, su lasciando mancai a una parte i temi tradizionali. No, sistemi tradizionali, sì. Faccio esempio, la poesia amori, fonti temi che non tengono tempo, però noi oggi stiamo vivendo una condizione in Sardegna di colonia e i poeti che fonti che vogliono essere dignos della terra, quando nascono, non possono più fare finta che non esistono questi problemi. Naturalmente tocca cantare in un certo modo, non c'entra né partito né politica pure in generale, è una questione di coro prima di tutto, di una terra che lo difende. Faustino, quando la terra nostra fu da Seneghendo in suo tempo del fascismo, può difendere questa terra se è fatto fino a se arrestare, dunque deve essere d'accordo con questa imposta. Ma della fatta che scendo che Faustino è sicuramente d'accordo e questa idea, questa proposta è fatta pure in onori di Faustino. Faustino poeta vanto, scrittori dello di digno, Faustino poeta vanto. È un premio che è con intelligenza, no? Perché sa capia da altre arti e poi è un premio presente sul territorio, poi la fondazione di Faustino fa finza di altre cose come i laboratori nelle scuole, non c'è di lingua. Devo dire che è stata un'edizione molto importante, molto bella, che ha visto la partecipazione, mi sembra questo l'aspetto più importante, la partecipazione di 2 classi di scuola primaria e quindi ha visto la partecipazione dei bambini e delle bambine che quindi hanno rappresentano anche una prospettiva per il futuro molto importante. Bisogna rilevare che con questa terza edizione si è ampliata anche la gamma di interventi e di ascolto nei confronti della società perché è stata prevista una sezione del premio dedicata alle scuole, molto importante. Ora una delle insegnanti che hanno guidato i bambini e i ragazzi in occasione degli elaborati presentati per il premio ha fatto presente che nella sua classe vi sono soltanto 2 bambini che non dico parlano il sardo ma capiscono qualche parola di sardo. I più sono sempre un miracolo che si mostra finché è in questo puro è un peccato umano alla sai tutta questa azienda senza da un'ai. C'è una novità di Manna, a parte questa poesia questa scultura o che hanno una parte del suo premio è entregata a questa fotografia. È stata aggiunta una sezione dedicata alle arti fotografiche, no? E dunque
si amplia il discorso da quello puramente linguistico al versante dei simboli, al versante di altri segni diversi da quelli puramente linguistici. È certamente un premio che ha una sua consistenza e un suo valore letterario primariamente, ma anche più generalmente culturale, in quanto valorizza la creazione e la scrittura, sia poetica che in prosa, in lingua sarda. E quindi la strada è quella, ma l'insegnamento della lingua sarda a scuola non deve essere un episodio estemporaneo legato a progetti pure importanti che vengono realizzati nelle scuole, ma sono lasciati alla iniziativa personale degli insegnanti che svolgono magari il lavoro in più oltre quello previsto dal programma ministeriale, ma deve essere una cosa istituzionale di sistema e quindi la Regione, lo Stato devono intervenire in modo tale che nelle scuole venga insegnata la lingua madre. Ci vuole prima di tutto il riconoscimento del valore. Bisogna far entrare nella coscienza delle persone, dei sardi, che la lingua sarda non è soltanto un ricordo, qualcosa che eravamo, ma è un bene. Si dice beni immateriali, a qualcuno non piace parlare di beni immateriali, è un bene interiore di ciascuno di noi. Non è vero che hanno due questioni, il problema è questa trasmissione, quindi sa scuola, e ti ha detto vai sa scuola. Tanti sa fondazioni fa in meda in questo lavoro, poi presenta progetti, su spota da innanti, se non è anche una maniera, se finché si sta stupendo che anche uno stampo la sa dessa politica, no? delle istituzioni. Sì. Pensiamo soltanto che a partire dagli anni '80 si è cominciato a scrivere in lingua sarda in prosa, che c'è una narrativa in lingua sarda che è una novità, io direi. Prima una scrittura artistica in prosa non c'era, abbiamo tanti bei poeti da secoli, ma la scrittura in prosa non c'era mai stata. C'è una cosa su cui qualcuno sorride, ma io non sorrido, io ne sono assolutamente contento, è che è un'attività di traduzione letteraria, cioè di capolavori di letteratura europea, non solo italiana, europea, tradotte in sardo. Molte letterature sono nate con le traduzioni. Una lingua si prova con lingue che hanno già un passato così glorioso, chiamiamolo pure, insomma un passato a sé stato, diventate classiche, l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, quello che vogliamo, che vengono tradotte. La lingua sarda, che forse ha avuto nella storia meno chance o meno occasioni, si prova, si confronta con lingue, non solo con lingue, ma con scritture di quelle lingue di altissimo valore. Ecco, la scuola ne può agire in questo senso, e cioè siccome l'abbandono della lingua da parte dei genitori è stata dettata da un sentimento, diciamo, quasi di vergogna nei confronti della lingua, il fatto stesso che si parli a scuola il sardo, e la scuola è stata sino a molti decenni fa il luogo in cui non si poteva parlare il sardo, può determinare un recupero del prestigio che la lingua ha agli occhi dei suoi stessi parlanti, e in questo senso la scuola può agire molto positivamente, però se la lingua non è trasmessa dai genitori ai figli, alla fine muore. La lingua, come diceva il poeta Francesco Masala, Cicitu Masala, tu a un popolo puoi togliere tutto, ma se gli togli la lingua quel popolo non sopravvive, quel popolo muore. Ocanno, sul premio entregato a Faustino, ha deciso proprio vai un concorso a tema, non è sempre morta. Voi si usa catauso dei commenti siete importanti sa oggi del suo poeta, da Nauvinza e Maurizio Virdi, senza relazione che ha fatto oggi. Commenti sa oggi del suo poeta sia di importo, su Vueddo proprio sia di importo, poi chi gusta terra, non è una gusta terra nostra, ma tutta questa terra, quindi su mondo,
si torna appropriare dei scusi che fonti i valori dell'umanità, quindi sull'impiori, quindi la solidarietà, ed è dedicato all'ambiente. Dunque, quando voi siete presentati e entregate unos 30 poesie, che beniti di ogni banda della Sardegna, c'è da finza una in Castellanesu, in Gadduresu e in Tabarchino, per Sobruso, conti o del Campidano, del Logodoro e del Nugoro. Fonte stetia bella, spodiusnai tutto le Grappia. Su questo argomento via s'ambiente, s'ecologia, sa rispetto che si deve portare a sa natura. Che con la poesia è stato argomento un atto di denunzia con disdeni, con lastima, per poco mente se offende male a sa natura, che è mamma di dottus e che si deve storare rispetto e accatto. Altre avunti più di sentido, non fonti denunzia, ma parlano fuori da questa natura posso bene che si dona, come ti è bello a parlare in Bertus in colori, in subirdi, gracco, a cantare sore mari, a sore rumini che mormuta in un'arena d'oro, che effettivamente non è come si appoligrei un bessir del Susurco, ma è stava in Susurco del Sudemma. Non bisogna, non è necessario di voi dai scetti lastimendi o a renegendusi, ma finza sanendi canto sa natura bella este. Sa lingua già sempre è buona in tutto, ma su vari non è sempre uguale di tutte le opere presentate. È importante si viga il coro della lingua, ad avvedere bene, ad scrivere bene, ad maneggiare bene. E dunque i poeti depitessi i ecologisti dei primori, per gusto, depiti scrucugliare in sa lingua e sa lingua nostra, bene, non andai, non avrai in codo di un'altra lingua che magari bella sia, da come è bella è italiano, non dice una canona, ma è un'altra lingua, un altro vetto dell'anima, un altro modo, un'altra misura del suo mondo. Poi come te narrano poeta a mano, tempus faidi, sa poesia, prima di tutto, si va con le parole. E se non c'è parola, non c'è sentito e non c'è idea che balla. Sconto su autoconto su, teniamo come tema ambienti e la difesa della natura. Questo tema, tutti i sconti su Dante Passau in Ciliru, me da bene, di ogni maniera è besso, questionante di tutto. Su vogu chi posto dessa mane somini ha bruciato tutto, portando morte a ruina, spadentesi segauso in interesso dei multinazionali, salvamento dei summari dessa terra conferendosi sostanze chimiche di ogni razza, sfumuso delle macchine e delle industrie che attoscano sul cielo e sconcordano il tempo delle stagioni dell'anno, il sfruttamento degli animali può fuori misura, può la guttoria del suo tutto. Pensando su tutto gusto, i sconti su Dantinau, Dante appresentau, con stilos e registros vari e differenti. Sa denunzia brana, su conto autobiografico, su conto con un intono paradossali,
Su conto in misura de paristoria, come in questo che questione da una circuredda, a barrada orfana, casa mamma e a papau, seminisi e babballottisi in un orto appestau con cosa de ferino pon de bogai serba. Un conto poi spippiusu de un grano de trigo con un grano de trigo a scraffingiu poi un bruineddu bianco che su massaio ia gettau a sulori poi doveva crescere plus all'estero e dunque questo trigo portau del subento lompedi a San Mamedeusu e di narda tutto su sciacco che i uomini si vende in sa terra e aici tutto de seguiu. Commenti differenti e varias funti is maneras de appresentare is regionesi a tutto differente e varie sa lingua. Is contos funt scrittos in logodoresu, in campidanesu comunu, in su campidanesu de Salesusu e in una varietà di sa barbaggia de Nuoro. Questa diversità, questa varietà linguistica e si comprende di impari a s'accrescimento e s'arrefino dessa lingua appare mio è un merito del suo premio e non suo prospettico. Un rampo dessa linguistica che si narra da ecologia linguistica ad Ammostau che sa differenzia, sa diversità linguistica costumada a s'accompagnare a sa diversità biologica, sa biodiversità e dunque in noi c'è ricchezza de spezie differenti de plantas di animali c'è pure ricchezza di lingue differenti. Sia da in sezione poesia sia da in sezione prosa santi di aderos spantau po sa bellezza e po sa proprio po sa uvueddu fungudo che anti imperau po comunicare ponai is emozioni e poi da gusto est sa scommessa de sa poesia, quindi sa scommessa de Paolo, sa scommessa de Faustino, sa scommessa de Nereide. Quindi sa scommessa nostra è scusta, che in questa poesia di aderos questo mondo sia da più bello, più limpio, più liera senza meri come da Faustino e quindi speroso di desaidorrau a isso puro sonori che si minescenti. A Sammoda Campidanesa argomento è profondo, spero Deo mi indivi cura, si che indissa lei è sa norma che a me toccata sa primo parti. Quest'anno il premio arriva alla quinta edizione, il che significa che essendo un premio biennale è l'arrivo di un percorso che dura da 10 anni.
ed è un percorso bello che col tempo è cresciuto, che ha visto l'interesse di numerosi poeti e poetesse, scrittori, uomini e donne da tutte le parti, devo dire, della Sardegna, che hanno partecipato con costanza alle nostre edizioni del premio letterario. Luciana Onnis è presidente del premio dedicato a suo padre Faustino Onnis. Finalmente questo premio vede la luce, è un motivo di grande soddisfazione per voi parenti, per voi figli di questo grande uomo che ha dato tanto alla lingua sarda. Assolutamente sì, è un'emozione grandissima perché oltre all'emozione di organizzare comunque una manifestazione così complessa c'è anche l'emozione di essere figlia di Faustino e quindi un'emozione in particolare. Ocanno impari con sezioni di prosa e di poesia, dove è una bella novità. Ocanno c'è adesso questa sezione dessa poesia improvvisata. Dunque c'è adesso una gara di poesia improvvisata, antabenni de biddas diversas de Campidanu, cantadores e cantadoras, poi vai proprio una gara vera e propria. Questi cantatori e cantadoras si danno a guerrai tra de issus e santa fai ascoltai is cantadas in diverse modalità. Dunque sa cantata a versus, sa cantata a mutetto longu e sa cantata a mutetto frorio. A tutti, in suo premio di Faustino Onnis, in Ceragius e Ocanno è un'edizione particolare, poiché è un decidio di fare questa prima volta questa sezione del suo canto de sei, della poesia improvvisata, appunto di tanti anni di poesia scritta. È una bella idea, poiché questa maniera di cantare tiene un importo umano in questa tradizione nostra, in suo connotto sardo. E dunque do seus onorendi in questa di oggi. Devo in tanti si ringraziare il primo a Luciana Onnis. Da ringrazio come di primo punto può essere figlia di Faustino Onnis che non è pago e poi spero quindi nasce l'altro che non canti a isso insomma qui da simbilenti e in proso fia con un montone di anni che non si fa a gara a premio con una giuria e con un clima agonistico aici bio e aici brillanti. Io spero che sia un'idea che è abbastanza positiva in questo senso, che è una cosa che si cala e che aggiudi insomma, è appassionato sulla tecnica alcune ore del gozo, ma vince in generale questa poesia che ha in modo nuovo di si presentare a suo modo un po' modernai, però differente se si presentare al pubblico insomma con il gusto degli ultimi anni. Poetica, come dicevo bene, questa gara poetica si dice gara poetica proprio poetica in sue origini ci via sempre, ho già esempi di questa giuria e si hanno premi. In Sardegna abbiamo 4 diverse tradizioni di poesia improvvisata.
che sono diffuse in 4 aree geografiche diverse e hanno caratteristiche molto differenti tra loro dal punto di vista linguistico, perché alcune sono in campidanese, altre in logudorese, ma anche dal punto di vista delle forme metriche utilizzate e anche del modo in cui viene condotta la gara e l'argomentazione. Quella campidanese di cui ci occupiamo qui oggi è quella più particolare, direi, perché utilizza intanto delle forme metriche estremamente complesse. Nel concorso di oggi vedremo la più semplice, che è su muttetto a duspesio, il verso o su verso, su muttetto vrorio, e poi la più complessa che invece è su muttetto longo. Con umiltà di senza superogna, sarti dessa scrittura oi rappresento, connota in su mondo in forma d'ogna, sa poesia mai dalle sa poesia mai dall'ento in d'ogni forma su mondo connota. S'artessa scrittura oi rappresento, cano e manco sabri muota. L'ascoltatore, il pubblico deve avere delle competenze, legate per esempio al fatto che su muttetto, in tutte le sue tipologie e varianti, è una forma metrica che prevede che tratta in parallelo 2 argomenti diversi. Nella sterrina si parla di un argomento e nella cubertanza si parla di un altro argomento che è il vero argomento che il poeta vuole trattare in su muttetto, e sterrina e cubertanza non sono legate tra loro dal punto di vista del significato, ma sono legate solo da dei vincoli di rima. E la complicazione è che quando questi versi vengono eseguiti, quindi cantati davanti al pubblico, i versi della prima e della seconda parte si intrecciano. Allora, se tu non sai che metà di quei versi parlano di un argomento e metà dell'altro, non puoi capire il significato del mottetto. Questa è una competenza necessaria. Un'altra riguarda il fatto che i poeti campidanesi portano avanti la loro argomentazione sempre sotto metafora, cioè parlano di un determinato argomento che in realtà ne sottende un altro. E parte della bellezza, se vogliamo, di assistere a una gara poetica è cercare di capire appunto quale suvvini e qual è l'argomento, cioè di cosa stanno parlando i poeti in maniera palese e che cosa vogliono intendere invece in realtà. In questa bella manifestazione, quando sommi impera da su vuedo, podi di esprimi ogni sensazione, moriga uoli su giovetto. Su giovedò podi di esprimi sensazioni d'ogna, quando sommi impera su vueto, si donau senza de menzogna. Quella che possiamo considerare la scuola informale, attraverso la quale i poeti del passato imparavano a cantare, in un certo senso la ritroviamo ancora oggi. Oggi non esistono scuole ufficiali di poesia improvvisata, non esistono dei metodi didattici per insegnarlo, ma un giovane che si appassiona a questo mondo, perché magari ha degli amici, lo ha visto in casa, eccetera, non fa altro che iniziare a frequentare gli ambienti informali, spuntini come li chiamano noi in Sardegna, in cui poeti professionisti da palco e invece appassionati si incontrano e cantano assieme, ascoltare le registrazioni delle vecchie gare, leggere i libretti con le trascrizioni delle vecchie gare, provare a cantare, entrare a contatto con i professionisti, farsi notare e sperare che magari un giorno un poeta professionista o un comitato ti inviti a tenere la tua prima gara sul palco. Tutto questo meccanismo è intatto, funziona ancora oggi. Certo, i tempi e i modi in cui ci si può incontrare sono cambiati, ma in realtà ho un sacco di amici che si divertono a stare assieme il fine settimana, incontrarsi nelle case private e provare a cantare dalle forme più semplici alle forme più complesse. Questo è un concorso, dunque si tocca donare sul primo premio, sul secondo e su tre. Tutti gli altri sono attendi una testata di partecipazione.
conforma sa moda che ho now, quindi sa media tra votos del suo pubblico e votos della giuria, deve sia appello che su Edresi e Francesco Capuzzi. Bravo Francesco Capuzzi, su Edresi. A secondo deve sia appello che su cantatori che ha vinto è Paola Dentoni. Brava Paola Dentoni. Sul primo premio dato offerto i sorrisi Pisano, poi ricordai a suo babbo e difatti si danta entregai i sasà. Sul primo premio deve sia appiglio che esti Gigi Zucchetto, su Viciocchetto, su gioco. Bravo Gigi. Tutta la famiglia Pisano. Fa piacere partecipare al premio d'arte Faustino Onnis, il nostro illustre concittadino. San Gavino ha dato i nativi a Faustino Onnis, lui è conosciuto come un grande poeta, ha descritto molto bene anche l'ambiente, il territorio di San Gavino. Come assessore non solo alla lingua sarda ma anche alla pubblica istruzione intendo far conoscere nelle nostre scuole con dei laboratori il percorso e chi era questo illustre concittadino. Come amministrazione comunale ci stiamo occupando dell'adesione alla Fondazione Faustino Onnis, perché naturalmente, essendo un nostro concittadino nato e cresciuto a San Gavino Monreale, poi si è trasferito con la famiglia qui a Serargius e ha vissuto qui, però naturalmente noi vogliamo aderire a questa fondazione perché vogliamo riconoscere chiaramente l'importanza culturale di questo personaggio che ha lavorato tanto nell'ambito della cultura e della lingua sarda. A questo proposito penso che a brevissimo entreremo nella Fondazione Faustino Onnis e abbiamo anche intenzione di sviluppare un progetto per ricordare anche le sue origini, cioè la sua attività e la sua crescita. E quindi questa è la nostra presenza, ci fa molto piacere, speriamo che sia la prima collaborazione di tante a seguire nei prossimi anni. Il premio è una delle manifestazioni letterarie, se possiamo chiamarla così, più importanti del nostro territorio, perché si dà comunque modo di interagire soltanto con quella che è l'importanza della nostra lingua madre. Non ci sono tantissime realtà di questo tipo. Ma è fantastico che tutto sia partito da un ragazzo che poi è diventato un grande uomo, un grande genitore, che doveva comunque crescere tanti figli e oggi, a distanza di anni dalla sua morte, ancora si porta avanti quella che era la sua ricerca e si porta avanti anche quello che era il suo obiettivo, appunto portare nelle scuole tra i giovani la nostra lingua. In questo tempus nostro esti scriendi una storia nuova sumanidadi. In sa metà di questa terra sunt arruendi murus e cresuras plantadas per separazioni sbregungiosas funti sparescendo come tecando sparessint in lingua de fuoco in linnas attupadas in ispadentis. Buonasera e saluto a tutti e benvenuti a questa edizione 6 del suo premio entregato a Faustino Onnis, poeta manno, poeta vini e delicau, poeta che ha donato luci a Saida de Gerajos e a Sardegna intera. Questo premio è iniziato ieri con la sezione della poesia improvvisata. Era una sezione che noi da tempo volevamo aggiungere a questo premio letterario insieme alla sezione di poesia e di prosa, ed era un progetto che avevamo iniziato anche a programmare con Paolo Pillonca, al quale ci siamo ispirati. Sono felice perché ieri abbiamo avuto la dimostrazione che c'è un grandissimo interesse intorno al tema della poesia improvvisata e intorno a questi a queste radici, a queste nostre usanze, a queste nostre tradizioni,
soprattutto perché sono portati avanti da giovani. Tant'è vero che il premio della sezione Poesia Improvvisata ieri è stato vinto da un ragazzo giovanissimo, 20enne, e questa è una dimostrazione incoraggiante per proseguire in questa strada. Del premio che dire, ogni anno cresce sempre di più, ogni anno coinvolge e dà vita ad un programma sempre più ricco e interessante, indirizzato ovviamente sempre e in particolar modo alla cultura e alla tradizione della Sardegna, ovviamente, la lingua appunto nella sua completezza e nelle sue varie espressioni. Per cui mi complimento come sempre non solo con Luciana ma anche con tutti i suoi collaboratori che hanno lavorato quest'anno senz'altro più degli altri, vista appunto le varie difficoltà, perché la serata appunto l'evento fosse dei migliori. Poeta che versos intona, Zavobiri Vinzas, che poi è il titolo del suo ultimo raballo bello che ha fatto Laura Medda, a piccioso dei documenti del suo carteggio di Faustino. Ollonai questo dusciuerdo so Vinzas e Pobiri e tipo del verso su issu e si candi a cantare, voi hanno lo cantato 6-0. Fonte di Oiguru, chi conosce da Faustino scirica il verso suo in testi a due storrada, di accoglienza, poi da oggi sono di del resta, ma de Meledu Buru. Sa fondazione, Luciana in particolare, esti Isogusu, Iscambas, Sugoru, de su babo della Sao, ma Isa è sta maniente domeda. Questo premio era una delle azioni, una degli obiettivi fondamentali che avevamo nello statuto. Abbiamo iniziato 10 anni fa senza avere grandi aspettative, ma devo dire che col tempo abbiamo visto un'affezione a questo premio e soprattutto una costanza di partecipazione da parte di tutte le numerose e diverse espressioni linguistiche che noi troviamo nella nostra regione, e questo penso che sia una ricchezza del nostro premio, perché è aperto a tutti, quindi l'apertura a qualunque forma espressiva in lingua sarda, è aperto alle lingue minoritarie, e questo ci consente di ogni volta avere una bella varietà e una bella gamma di bei lavori. Sta diventando una tradizione, siamo già alla 5ª edizione e con risultati direi sempre di buon livello, almeno nel coloro che raggiungono le prime posizioni. Anche gli altri meritano, poi chiaro la giuria fa una scelta secondo il proprio vedere. Quest'anno soprattutto i racconti hanno avuto tutta una qualità linguistica buona e quindi fa ben sperare per una vitalità della lingua sarda. Anche le poesie, certo, essendo anche in numero maggiore c'è stata una disparità di qualità, ma fra le migliori certo la qualità è alta anche lì. Ogni anno ci sono delle sorprese, delle novità, e io mi auguro che sia ogni anno un punto di partenza per una cultura che nella poesia ha il suo elemento di forza. Faustino non a caso era uno dei grandi poeti della cultura sarda, quindi continuare così credo che sia un compito, sia un dovere per la Fondazione, ma anche per chi è dentro la Fondazione come lo siamo noi. È una casa, è un rifugio, è un punto di arrivo, un punto di partenza che deve dare frutti. Le segnalazioni andano a Manuela Orru, poss'opera Mamaiova.
La giuria ha deciso di donare il suo premio de tres a Novas da Tirrenide, di Pier Giuseppe Branca. Con me era piacere di donare questo premio, Pier Giuseppe. Su due premi andata a Pedro Pala po sopra Focu che ne pramasa. Complimenti. Un ripauso sui vincitori, sul primo premio della sezione prosa, che Occannu andata a Giancarlo Secci. Giancarlo Secci, grazie e complimenti a Giancarlo Secci. I premi in Sardegna tenenti 70 anni. Da essa data del suo primo premio Zieri su 56, narrato che su 57 è stata la prima data del premio Podaderus, e su 57 si sono i premi in Sardegna. I premi hanno tenuto un'importanza manna in questi anni, e però dobbiamo considerare che i premi hanno vinto generale un'idea della poesia che cammina da scetti a intro dei pagugenti. Poi i premi non tengono l'idea di pubblicare su chi vanti, ma di celebrare, narauso, spinnas, prosbellas, chi teneuso. Su dei due premi andata a Luciano Corona con sa poesia su Murrina Broggio. Grazie a tutti. Grazie a Luciano Corona. In questa edizione il suo premio che è dedicato a Faustino Onnis, fonti a proilauso poetas medas e scrittori sicuro de qualitadi. Basta pensare che su vincitori dessa poesia è Gianfranco Garruccio, uno dei sprusmannos poetas che teneus in Sardegna, scritti in galluresu, e con Nottumeda ha vinto in ogni luogo dei sozieri ai altri premi sprus pitticus e mannus. Una prima bandela dessa poesia sarda, Gianfranco Garruccio. Questa poesia, in fondo, ci ca sempre lume e cieli. Scelta i poetas che abitata con confianza, issa, sta poesia, permette morisi che hai gusto. Complimenti. S'ero entrato a fulto il lato casa, pacu degli fiori, spaltichinati e vii in ogni loco. S'ero potuto uscire così, l'aria di Luto Gialdino ameno come prenda, o di chi la tratta, in ogni semita, onde è uno scutoio che m'attrae. S'ero entrato in verità, soggizionoso e attento e la tua vita, come lo sole suai di canduene maggio, che seleno, sprandi e scaldi d'ogni avveruta, o come facci lei un pensamento dolce che in drento più t'abbampa e chi si baldi, canto sfidiato e forte poi, più t'asserena. Tanto sì che lo statio, a conoscere la luce e la speranza, in chi sta neo, a scandadare neoli una a una e a pedalo volo, e l'aria più serena e ferma. E chi fortuna assaglia con gusto che sumele, tanto sì, beato, l'aria studicioso, lume cieli. Grazie. Complimenti a Gianfranco Garruccio, premio da subvincitori Luciana Onnis. Oggi che abbiamo state 5 edizioni del premio di Faustino e che Faustino è adesso contento meda e non scelto Faustino tutto questo che hanno contribuito a dove Grecia, a dove Manno, Paolo, no, Pillonca, certo non mi devo scaresce se stesso presidente della fondazione per tant'anni e ha sempre onato su Mellus come ha sempre fatto. Possa Sardegna Entrea e su premio è cresciuto. Oggi è in pari a fondazione Manus, De Faustino, Iscarignos, Saogi, Iscambas e sì che da potare fisicamente in Areuso in il locus
su chi Faustina ha fatto che non ci furia, da sa poesia, sa lingua, sonori. Questo merito è un merito umano della fondazione e di Luciana Onnis, che in maniera in italiano si danno lungimirante e intelligenti vai ad un servizio non scelta sa poesia su babbo, a sa figura su babbo, ma a sa letteratura e a sa cultura in Sardegna, poi che vai proprio in maniera normale, come che si è fatto in un'altra lingua, anzi, con una me da cose in proso, e quindi penso che questo sia da una nocetti una sicurezza po' ai zero e poi, ma penso sia una speranza po' grande ad assicurare a crescere sicuro. Ecco, la Fondazione è un rifugio anche da questo punto di vista, ma non tanto nella prospettiva di essere noi i protagonisti, ma nella prospettiva di creare nuovi protagonisti. Se dovesse succedere, allora si scoprirebbe che in Sardegna c'è una miniera nascosta di poesie e di poeti, così come ci sono tante cose nascoste, tanti nuraghi, tante altre sorprese che magari verranno fuori. E perché no? Io sono convinto che le poesie più belle le dobbiamo ancora scrivere, le dobbiamo ancora scoprire. Donavo in italiano, cercasi giovani disperatamente. E dunque, ai zero esistete proprio un vreggio su coro, non c'è questo che ha vinto, che ai zero c'è cantatori giovani, ma sa contra. Uno spettacolo, un'emozione manna. Non sicuro io usavolle che in sa poesia a tavolino di realtà giovani e tanto si proposta questa su premio di Faustino e Faustino di adesso contento Meda e Paolo a suo proprio avere una sezione scelti voi giovani poeta e schifonti come incendi non potete competti, faccio un nome di presente se un poeta come a Gianfranco Garruccio, come a Giancarlo Zecci o altri, no? Quindi ha bisogno di essere un vago accompagnato in questo, perché non ha bisogno. È stato bello condividere con voi anche questa edizione. Altros annos, grazie.